È fondamentale per noi arricchire l'offerta ogni anno di più con la sicurezza sanitaria, che è uno degli elementi, è stato dimostrato, messo nero su bianco, che influenzano le scelte delle destinazioni da parte dei turisti, soprattutto quelli di origine straniera. Quindi per noi è fondamentale lo sforzo che riconosciamo da parte dell'ASL per potenziare, soprattutto nel periodo estivo, le attività dei nostri presidi sanitari. Jesolo ospita anche un ospedale, lo stiamo vedendo in queste settimane con un cantiere a cielo aperto, quindi il potenziamento sia strutturale che di servizi è sotto l'occhio di tutti, e questo contribuisce a arricchire l'offerta e a migliorare le nostre destinazioni turistiche. È una cosa bellissima, un sinonimo anche di maturità, perché significa permettere ad alcune persone che hanno bisogno di alcuni trattamenti 12 mesi l'anno di poterli fare anche in vacanza. Lo vediamo, ce lo testimoniano i nostri operatori, che questo è un punto in più che permette di attrarre nuove nicchie di turismo e soddisfare anche un'esigenza sanitaria che è evidente e che a Jesolo, ma in altri punti della nostra costa, possono essere trovati. Diciamo che cerchiamo di prepararci ogni anno guardando anche all'esperienza degli anni precedenti, perché è chiaro che evolve e cambia il mondo, e anche noi dobbiamo adeguarci a quelle che sono le esigenze dei turisti, del comparto turistico e anche dei nostri cittadini. Quest'anno in effetti ci sono alcune novità importanti, oltre al dispiegamento tradizionale di forze che abbiamo lungo il litorale ma anche negli ospedali di Portogruaro e San Donà. Cito quelle più rilevanti: in tutte le sedi dei punti di primo intervento il progetto prevede l'attivazione di un ambulatorio per i codici minori, codici bianchi soprattutto, che sono circa il 60% degli accessi che abbiamo nei pronti soccorsi ai punti di primo intervento. Questo ci permetterà di ridurre la pressione sul personale dell'emergenza, che giustamente deve poi occuparsi delle situazioni più gravi. E poi su Jesolo, dopo la sperimentazione dell'anno scorso, abbiamo un ambulatorio ortopedico con annessa sala gessi per intercettare soprattutto i traumi minori e i codici, diciamo, che richiedono un trattamento sul posto, evitando che le persone debbano spostarsi verso San Donà o Portogruaro. L'altro elemento di novità riguarda Eraclea Mare, con l'attivazione di una postazione per l'emergenza territoriale dedicata in un'area vicino all'elisoccorso, dove troverà posto l'ambulanza, il personale e il medico per i codici bianchi. E infine Bibbione, con l'attivazione durante la stagione di un'attività radiologica per piccoli traumi, lesioni minori, quindi per i distretti ossei periferici. Anche in questo caso la diagnosi fatta sul posto può evitare all'utente, cittadino o turista o operatore del settore del comparto turistico, di doversi spostare verso un ospedale, trovando la prima risposta lì. E complessivamente, come dicevo prima, continuano le iniziative di informazione e promozione alla salute e di sensibilizzazione che vedono coinvolte non solo la sanità, US 4, Castelmonte, Croce Verde, la Croce Rossa che collabora con noi, anche le forze dell'ordine, la Capitaneria, i Vigili del Fuoco e le amministrazioni comunali, per trasferire ancora una volta quel messaggio di sicurezza su tutto il litorale. Gli accessi nei punti di primo intervento sono per lo più codici di tipo traumatico, quindi piccoli traumi, e sono tanti malori che possono succedere durante il periodo estivo, però non dobbiamo dimenticarci che ci sono anche patologie più rilevanti come infarti, ictus, che vengono gestiti sempre nei punti di primo intervento e poi eventualmente centralizzati negli ospedali hub, che possono essere Mestre e in primis, però anche come riferimento ad esempio per la patologia degli ictus abbiamo l'ospedale di Portogruaro, che è molto ben attrezzato. Assolutamente, circa il 60-63% sono codici di piccola natura, quindi sono codificati con il colore bianco, ed è per questo che anche noi ci stiamo attrezzando per dare una risposta immediata, per fare in modo che le persone non aspettino ore per un codice minore, e utilizzando anche della strategia di avere dei medici che sono dedicati a questi codici bianchi, o utilizzando anche i medici di medicina generale che si rendono disponibili per accettare questi minori patologie per poter essere visti, e anche attivando la medicina turistica all'interno ad esempio del presidio ospedaliero di Jesolo, direttamente lì dove abbiamo l'ospedale, quindi dove abbiamo il triage, viene fatta l'accettazione e cerchiamo di dare una risposta in tempi brevi.